Vento fortissimo, precipitazioni abbondanti concentrate in pochi minuti, un brusco calo delle temperature. Il mese di luglio si è aperto con una perturbazione che ha certamente spezzato la calura estrema, ma ha provocato vari danni in tutto il Trevigiano. Sono stati 105 gli interventi in provincia dei Vigili del Fuoco, più di 50 quelli in servizio, generalmente per la caduta di alberi e grosse ramaglie spezzate dalle raffiche di vento. Danni sono stati segnalati in diverse località: Castelfranco, la vicina Castello di Godego, Vittorio Veneto e Treviso. Nel capoluogo sono stati segnalati temporanei allagamenti di sottopassi scantinati, qualche cartello pericolante e cadute della vegetazione in Città Giardino, Viale Luzzatti, lungo la Feltrina a Santabona. Per tutta la giornata si è lavorato ai giardini Mazzotti sul lato nord delle mura per recuperare i rami caduti. Il punto più critico è stata la caduta di un impocastano al bastione San Marco, dove sono in fase di allestimento le strutture per la rassegna Suoni di Marca. L'albero si è abbattuto senza coinvolgere persone, in parte su alcune strutture metalliche, mentre la chioma è caduta oltre le mura, finendo sulla sponda del canale. Danni fortunatamente non così rilevanti, questo bisogna dircelo grazie alla manutenzione che noi facciamo del verde verticale continuamente durante l'anno, e quindi ringrazio veramente chi lavora costantemente per fare questo, perché se fosse stato in altre condizioni l'effetto vela degli alberi, che sono chiaramente in questo momento carichi di foglie, avrebbe potuto portare danni molto maggiori. In questo caso non è avvenuto, e per fortuna. Chiaramente un po' di situazioni di pulizia delle strade, perché le foglie vanno a intasare le caditoie. Stiamo valutando tramite i nostri agronomi quali sono gli alberi che dovranno essere abbattuti adesso, perché gli alberi sbrancati vanno valutati nei momenti successivi, e quindi diciamo che poteva andare peggio, ma la manutenzione che noi facciamo ha consentito che questo non avvenisse. Quello caduto aveva più di 40 anni di vita e ha lasciato una piccola voragine lì dove affondano le radici. Tutti gli alberi di Treviso sono censiti, numerati e controllati uno per uno. Viene monitorato costantemente sia l'albero nella sua interezza, sia le radici, che vengono valutate se ha qualche malattia che magari non si possa vedere, quindi stanno molto bene, e quando abbiamo il rischio minimo che questo possa portare alla caduta dell'albero o il suo sbrancamento, noi lo abbattiamo e lo ripiantumiamo nello stesso luogo.